Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto il titolo, parleremo quando piove cioccolata. Allora, prima di tutto vi chiedo di iscrivervi al canale di YouTube di Legale, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera il Legale Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico. In più i link sono qui sotto in descrizione. Se avete dei problemi chiedete pure a Milas di aiutarvi per poter entrare nel gruppo dei magici arcieri bertoldini. Vi voglio dire anche che se avete dei commenti da fare, il vostro Marietto Veneziano è ben contento di poter rispondere, chiaramente se sono domande attinenti e sa dove mettere le mani, qui sotto nei commenti. Bene, iniziamo un po' per quando piove questa benedetta cioccolata, e questo periodo è a pennello perché stiamo passando un periodo molto particolare in Italia. Siamo tutti sulla stessa barca e, come già detto in altre pillole, il governo italiano, dal mio punto di vista, con gli influssi planetari e con la situazione geopolitica che si sta evolvendo nel mondo, sta facendo i salti mortali miracoli, ed è veramente, secondo me, uno dei migliori governi che il pianeta potesse avere. Abbiamo il top della gamma, chiaramente non magari quelle che passano in TV, ma dietro le quinte c'è un grande lavoro di come si dice, lungimiranza. Diciamo che sia gli esoteristi che i politici in questo momento, sapendo che sarebbe arrivata questa bella torta di cioccolato, stanno facendo di tutto con le forze dell'ordine encomiabili e anche chiaramente l'apparato sanitario che, lo sapete tutti ormai, sta facendo di tutto per sopperire a questi attacchi vibrazionali. Insomma, siamo in mezzo a una tormenta, ma il nostro governo tiene testa. Chiaro, poi tutti potranno in un certo senso, come si suol dire la propria. Capite che questi discorsi utopistici della serie, c'è sempre qualcosa di meglio da fare, tutti sono d'accordo, ma poi quando si salta al governo della barca, tutti vedono com'è la realtà e capiscono che la cosa è complicata, e quindi il nostro governo italiano ci fa vedere le cose il meno tragiche possibili, ma vi assicuro, il vostro Marietto, che qui sta piovendo cioccolata, e cioccolata pesante. I nostri servizi segreti fanno di tutto per difendere il popolo italiano, la benemerita è sempre in prima linea, tutte le forze dell'ordine, compreso la prima linea che sono i sanitari, che sono proprio il fiore all'occhiello, sebbene stanno combattendo quasi disarmati, però hanno sempre dimostrato di essere all'altezza della situazione e sono encomiabili. E il vostro Marietto, come vi ho spiegato, ha già dato 5 anni fa dei circuiti che erano pronti per questo periodo. Quindi quando piove la cioccolata, la prima cosa non è correre a cercare luce colorata, gli extraterrestri, perché questi gruppi dei social che in un certo senso, quando ci si doveva preparare a questi avvenimenti, parlavano di burro mentre la realtà era ferrovia, capite che sono acquetta, no? Quando piove cioccolata i duri restano, e i duri cosa fanno? Scaricano i circuiti del vostro Marietto Veneziano, che sono gratuiti. Ve lo ricordo, nel sito capitano.altervista.org il vostro Marietto Veneziano ha messo più di 100 circuiti gratuiti da scaricare e attivabili. Quindi quando piove cioccolata la prima cosa da fare è andare a prendere nel sito capitano.altervista.org questi circuiti e studiarseli, guardare le pillole del vostro Marietto Veneziano che ha messo nel canale gratuito, e attivarli così. E vi raccomando soprattutto, se potete, attivate quello sulla melatonina, che il grande Moretto già nel 2005 l'aveva dato all'umanità, e questo è importantissimo perché prima di tutto è gratuito, funziona e fa del bene. Poi vi ricordo anche le bellissime meditazioni sulla stella di Davide che il vostro Marietto Veneziano ha messo nel canale, di andarle ad ascoltare, e poi chiaramente di venire anche nei nostri gruppi di Telegram, dove il Degara Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono questo percorso esoterico che dà una mano in questo momento. E un'altra cosa, se in casa avete delle tensioni, cercate di soprassedere, perché non è colpa del vostro compagno o della vostra compagna o del vostro figlio se in questo momento
le tensioni sono alle stelle, perché fondamentalmente in questa situazione il popolo italiano non è che è stato di sua volontà che è entrato, ma è stato trascinato. Quindi, lo ripeto, quando piove cioccolato, i circuiti, dovete avere tranquillità, pazienza con i vostri vicini, con i vostri amici, con i vostri parenti, amici, compagni, tutto quello che vi circonda, dovete incominciare a capire che non è colpa loro se magari si attivano in modo poco generoso. Bene, cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano vi ringrazio di avermi seguito fino a qui e vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegara Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!